Si chiude senza un vincitore il derby fra Juve Stabia e Cavese, due squadre accomunate dalla ricerca continua del bel gioco e dal compianto Catello Mari nel cui ricordo le tifoserie hanno siglato uno storico gemellaggio. Finisce 0-0 nonostante la Juve Stabia, sostenuta in tribuna anche da un tifoso speciale come l'attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella, cerchi fino alla fine i 3 punti necessari per prolungare un sogno playoff ora un po' più lontano. A Romeo Menti fa un gran caldo, un dettaglio per i 22 in campo che impostano la sfida su ritmi e limiti del proibitivo. Appena 3 minuti la Juve Stabia costruisce in contropiede la prima occasione da rete con Castaldo, la cui conclusione è respinta di piedi da Mancinelli. L'avvio sostenuto dei padroni di casa sorprende la Cavese che per metà del primo tempo è costretta a subire le iniziative dei gialloblu al tiro con Caputo ed Antonio Esposito. A riequilibrare il match sono le modifiche dettate da Campilongo, cambiamenti tattici che riducono gli spazi ad una Juve Stabia schierata inizialmente con una sola punta. Ripresa meno intensa ma non priva di sussulti, soprattutto nella seconda parte. Cavese vicino al vantaggio con Ercolano che non inquadra la porta dopo l'uscita avventata di Benassi su De Giorgio. Juve Stabia a segno con un colpo di testa di Antonio Esposito, la cui esultanza è gelata dal fischio arbitrale che annulla la rete per fuorigioco. Poi ospiti ancora pericolosi con Aquino, prima di un finale tutto di marca stabiese. Dopo la pericolosa girata di Caputo e le proteste dei locali per un paio di interventi dubbi nell'area di rigore cavese, è Castaldo a sprecare di testa in pieno recupero il sontuoso match ball costruito dal traversone del solito Antonio Esposito.